Chiesa e candidati a confronto al Palazzo Arcivescovile di Agrigento. Rischia l'infarto un imprenditore di Marsala leggendo l'importo della sua bolletta. Manifestazione per dire no a quello di Porto Empedocle. Ricordate le vittime di un naufragio. Nuova sede per l'archivio della Chiesa di Agrigento. Buongiorno da TVA Notizie. La Chiesa di Agrigento e i candidati al Parlamento nazionale e regionale a confronto al Palazzo Arcivescovile alla presenza dell'Arcivescovo di Agrigento. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Momento importante oggi, si discute di questo messaggio, quanto è importante avere coscienza anche di questo voto e con la Chiesa ha ritenuto di incontrare i candidati. Sì, indirizzare un messaggio ai candidati e agli elettori anche, no? Certo. Senza voler fare lezione a nessuno, ma insieme ricordarci della responsabilità del concorrere al bene pubblico. Ciascuno per la sua parte, i candidati lì per la scelta di chi deve servire il territorio, le varie realtà, i candidati perché possano accogliere, se vogliono, un punto di vista, ecco, l'offerta di un punto di vista e anche magari l'invito a capire da che parte stare. Per il credente va da sé che bisogna stare dalla parte del Vangelo. Ma che significa stare dalla parte del Vangelo? Avere una prospettiva, un punto di vista. Il punto di vista è quello dei deboli, dei poveri, perché guardando con gli occhi dei poveri si possono individuare o mettere in atto strategie e quindi azioni idonee al benessere di tutti. Ecco, così ricordavo un passaggio di un romanzo di Silone, L'avventura di un povero cristiano, quando Papa designato fra Pietro e con Camuto rifiuta di usare il cavallo, in modo sintetico dice: chi va a cavallo pensa come chi va a cavallo. Ecco, noi dobbiamo andare a piedi se vogliamo per davvero condividere le sorti dei più fragili, dei più deboli. Andando a piedi si capisce meglio la condizione di tutto l'uomo, quell'uomo per cui bisogna avere passione. I credenti certamente dalla prospettiva di Dio, ma anche i non credenti dalla prospettiva di un uomo adulto. Ecco, la Chiesa interviene fattivamente con un incontro oggi con diversi candidati per un messaggio, una riflessione sul messaggio dei Vescovi, quanto è importante, quanto avere bisogno coscienza per questo voto del 25 settembre. Don Mario. Speriamo che ci sia una presa di coscienza dell'importanza del momento, forse il più alto dal punto di vista democratico, perché votiamo sia per le nazionali che per le regionali. Speriamo che l'astensionismo non sia ancora una volta il primo partito e speriamo che ci sia una presa di coscienza da parte dei cittadini e mi permetto di aggiungere anche dei cattolici delle sollecitazioni che ci sono venute dal messaggio dei vescovi siciliani che ci richiamano a una responsabilità, a un dovere e i candidati a essere presenti a servizio di questo territorio. E veniamo al caro bollette, un rischio anche per la salute degli imprenditori e si continua a chiacchierare inutilmente. Vediamo. Il caro bollette è diventato un serio rischio per la salute degli ignari imprenditori. Un caso che deve far riflettere i politici è quello che riguarda Davide Bellitteri, un imprenditore di Marsala
al quale è stata recapitata una bolletta per il consumo di energia elettrica di 83.300 euro da pagare entro pochi giorni. Leggendo la cifra, il signor Bellitteri ha rischiato l'infarto, tanto da essere immediatamente sottoposto alle cure dei medici che per fortuna lo hanno salvato. Ma rimane la rabbia per uno dei tanti casi in cui, mentre si continua a chiacchierare, si vedono vanificare i sogni di una vita, anni di lavoro e di sacrifici cancellati dal caro bollette. Un problema che sarebbe davvero l'ora di affrontare come priorità in campagna elettorale. Una priorità salvavita, è il caso di dire, dopo la triste vicenda dell'imprenditore marsalese. Insomma, chi lavora e dà lavoro a tante famiglie deve essere messo nelle condizioni di andare avanti e non di rischiare anche la vita. Purtroppo è quello che potrà accadere, continuando a chiacchierare invece di intervenire una volta per tutte con misure idonee. Rigassificatore di Porto Empedocle, manifestazione ad Agrigento per dire no. Vediamo se ci sono state delle proposte alternative. Partecipata assemblea si è svolta giovedì 15 settembre ad Agrigento a Porta di Ponte, un'expo con tanti pannelli esposti, un sit-in per il clima. Tra gli obiettivi in argomento un modello di sviluppo ecosostenibile, per dire no al rigassificatore in zona caos, per uscire dalla crisi della schiavitù delle fonti fossili, per la vera transizione ecologica. L'evento ha visto la partecipazione di tanti cittadini ed è stata organizzata e voluta dal Movimento per la Sostenibilità e per la Difesa del Territorio e per contrastare la collocazione del rigassificatore a ridosso della Valle dei Templi. Sono Giovanni di Palmani Montechiaro e faccio parte di Trinacria, un movimento indipendentista regionale, e oggi siamo qui ad Agrigento per manifestare tutto il nostro dissenso verso il progetto di costruzione di un rigassificatore a Porto Empedocle, che rappresenta l'ennesima opera che va a devastare completamente i paesaggi siciliani e l'ambiente siciliano per poter ottenere energia e fare profitto. Bisogna opporsi al rigassificatore perché rappresenta un progetto che dovrebbe andare a devastare completamente la Valle dei Templi, uno dei monumenti più importanti della nostra terra e uno dei monumenti più importanti del mondo, che infatti è riconosciuto come patrimonio dell'umanità, e andrebbe a creare dei danni ambientali senza precedenti, spingendo ogni giorno migliaia di metri cubi di acqua inquinante all'interno dei mari, andando a devastare completamente una zona che invece è fondamentale per la popolazione che ci vive, perché non solo sono delle spiagge splendide, ma sono anche dei luoghi di pesca. Andrebbe a distruggere del tutto un settore dell'economia così importante per la popolazione locale, ed è per questo che noi ci opponiamo al progetto di rigassificatore e ci opponiamo a tutte quelle grandi opere inutili che vogliono fare profitto a favore di pochi, devastando completamente la terra siciliana, che si troverebbe a vedersi devastata, a ritrovarsi del tutto inquinata, con migliaia e migliaia di persone, per forza di cose riduce l'ambiente in condizioni talmente disastrate da costringere la popolazione ancora una volta alla fuga. Mi chiamo Paolo Filona.